Piccolo, amici di Sportisili, un saluto da Nicolò Ciluffo, benvenuti al Centro Sportivo Panormus. Capitano, la formazione di Randazzo, salgono anche i difensori centrali, parte Cannata col destro quasi a giro, pallone che va vicino alla traversa, lungo Calafiore, Di Maggio non viene servito. Attenzione a Renzo Lo Piccolo con Rizzuto, col mancino Rizzuto, pallone messo dentro. Tapin vincente di Magnaci, la squadra di Randazzo in vantaggio al Centro Sportivo Panormus. Il tapin di Magnaci all'11° minuto di gioco. Di Maggio, il capitano prova a prendersi la squadra sulle spalle, sull'out di destra. Di Maggio mette in mezzo, grande intervento, poi arriva il 10 a calciare ancora Di Maggio col mancino, il pallone rimane lì e rimanete del pareggio da parte di Urso. Academy Panormus 1, Renzo Lo Piccolo 1 al 16°. Urso ripristina la parità. Babbiscari col destro, direzione primo palo. È quello che colpisce proprio il palo. Grande traiettoria qui. Ancora Di Maggio. Prova a passare in un fazzoletto. Ci riesce. Di Maggio, finta, altra finta. Lascia Padurso che calcia col destro. Il pallone rimane lì. E calcio di rigore. Calcio di rigore per l'Academy Panormus. Tocco con un braccio. 1-1 ancora tra le due squadre. L'occasione più ghiotta ce l'ha l'Academy con Di Maggio che apre il piattone. Academy Panormus 2, Renzo Lo Piccolo 1. La rete di Di Maggio tra i migliori fin qui per la squadra di Sala al 23. Il numero 9 fa 2-1. Pallone lungo sul secondo palo. Deviazione vincente che ripristina la parità alla Panormus. Dai ragazzi, dai che lo fate, dai! Proprio da una punizione è nato il gol del pareggio. Attenzione al Saduzzo, malinteso della difesa del Renzo Lo Piccolo. Erroraccio in fase di disimpegno e l'Academy Panormus è di nuovo in vantaggio al 32°. Sembra essere Biscari l'iniziato principale. Eccolo qui, va Biscari col destro. Academy Panormus 4, Renzo Lo Piccolo 2. Il calcio di punizione perfetto di Biscari al 34 e 4-2. Segnalati dal direttore di gara anche con qualche secondo di anticipo. Poi è clamoroso il tentativo di Di Maggio in sforbiciata. Di spalle si gira, poi viene fermato da Cannata. Cannata verticalizza immediatamente il pallone dentro l'area. Rizzuto si fionda, Calafiore lo tocca, calcio di rigore. Magnaci contro Prestigiacomo al 56° di partita. Parte Magnaci con il destro. Academy Panormus 4, Renzo Lo Piccolo 3. La tripletta di Magnaci, 21° gol in campionato. Vedremo due in barriera. Va Biscari, forte. Purpura in qualche modo dice di no. Poi ancora Rao, la mette in mezzo con l'esterno. Fischia adesso il direttore di gara. Va Biscari, si inventa il gol del 5-3. Biscari, doppietta personale per lui. Che gol dalla distanza del numero 6 che si prende l'abbraccio meritatissimo dei suoi compagni. C'è Rinaldi che mette in mezzo, spizzata di Di Maggio, poi semi rovesciata da parte di Troina. Va Almerico, è un pallone insidiosissimo che resta dentro l'area, la chiama poi Prestigiacomo che non riesce però a prendere il pallone che comunque viene allontanato. Chiuderà in avanti l'Academy che porta a casa una vittoria fondamentale per il proprio percorso in questo girone D dell'Under 17 provinciale. Academy Panormus 5, Renzo Lo Piccolo 3.